Ed eccoci di nuovo qui dentro alla stanza live di Radio Veneto 1, che d'ora in poi si chiamerà Garage, abbiamo capito. Garage Live. Il Garage Live. Sostenuto da tutti i nostri ospiti. Una domanda che mi sorge, conoscendovi almeno di nome da un sacco di anni, perché Dall'infanzia? Sì, dall'infanzia, perché i primi concerti poi che andavo a vedere c'erano i due pilastri trevigiani che c'erano Radio Fiera e Quarto Profilo. Quindi si andava a vedere. Grazie, ci hai associato a una band che rispettiamo moltissimo e ci piace molto. Eravamo anche noi molto giovani, in effetti. E lo siamo ancora molto giovani, tra l'altro. Io soprattutto. Riprendendo anche il concetto del non porsi le domande, di continuare. Nel corso della vostra carriera avete comunque avuto dei cambi di formazione notevoli, perché comunque perdere la voce, quindi il cantante, Giorgio Barbarotta, Giorgio certo. Barbarotta, ok. Come sono adesso i rapporti tra voi musicisti e quindi come... Terrificanti. Siamo assolutamente invidiosi l'uno dell'altro, ci vogliamo male e ci auguriamo qualsiasi tipo di male. No, a parte gli scherzi, siamo parlo io che non dovrei parlare, perché io sono quello che è subentrato al buon Giorgio, con il quale abbiamo dei rapporti meravigliosi. Anzi, direi che negli ultimi anni la cosa è diventata ancora più bella, perché stiamo collaborando anche insieme, per cui ci piace invitarci reciprocamente ai propri spettacoli, di condividere dei pezzi e quindi abbiamo un rapporto, lo definirei un rapporto maturo in questo momento, ecco. Ovviamente mettiamo in preventivo che tutte le coppie si possono lasciare per una serie di svariati motivi, ma poi c'è anche la consapevolezza che diventiamo più grandi. Non ho usato il termine più vecchi, così tu ti senti protetto. Diventiamo un po' più grandi e consapevoli del fatto che nell'ambito musicale se ci si aiuta è molto meglio, e condividendo una passione che è una passione meravigliosa, abbiamo la possibilità di poterci esibire dal vivo spesso e volentieri. Abbiamo proprio pensato di unire le nostre forze e quindi di andare d'accordo non solamente con Giorgio, ma anche con Stefano Silenzi, certo, che fa parte del Quento, un'altra band molto famosa qui nel Trevigiano, e quindi siamo dei musicisti che, se anche nel corso degli anni ci siamo lasciati, poi ci siamo ritrovati. E quindi in questa metamorfosi poi che ha avuto la band Quarto Profilo, com'è cambiato il modo cioè proprio nel partorire quindi le canzoni? Se c'è qualcuno che porta tipo il classico giro pronto, oppure se è una cosa più... Ma come allora, si evolve? Diciamo e qua non possiamo dire che non è vero, a me anche dispiace, in quanto la maggior parte è una bugia. È una bugia, dirò una bugia, infatti. La maggior parte delle canzoni le scrive Edoardo, le porta Edoardo, ovviamente. A me ovviamente la maggior parte non piacciono, in quanto scrivo anch'io, però essendo arrivato dopo sono praticamente costretto ad accettare il volere di Edoardo, quindi Nonnismo. Il capo, il vecchio esatto, capo. cioè, Però, questa non è una scusa, band, è una caserma, per dove ci esempio, sono degli incarichi ben precisi. No, però allora, per esempio il pezzo che avete appena ascoltato, Buen Camino, è stato interamente scritto da Beppe, testo e musica. Bravissimo. Quindi non è vero che non hai i tuoi spazi. In effetti devo dire, allora lo voglio dire perché vedi, all'interno di una band si creano tutta una serie di alchimie, di equilibri all'interno, grazie al quale le band possono funzionare, perché è inutile, dopo tanti anni di esperienza noi siamo persone che sanno anche molto cosa possono dare a questa band e dove invece magari è utile lasciare spazio agli altri. Noi veramente abbiamo un equilibrio che ci consente di continuare senza porci troppe domande. Però vi possiamo dare una news importantissima che... Perché vi devi fermare ogni volta che devo dire una cosa importante? C'è gente che ascolta. Ho capito, c'è gente che ascolta. Io e Edoardo Giommi quest'anno andremo in vacanza insieme. Sì, è vero. Ecco, questo ve lo voglio dire. E questo la dice tutta, perché si parla alle donne, le gruppis, le famiglie. No, io e lui andremo in vacanza insieme quest'anno. Quindi rendetevi conto in che condizione terrificante. I miei genitori non lo sanno ancora. Adesso lo sapranno. Adesso lo sapranno. Bene, allora è arrivato il momento di ascoltare un altro pezzo. Cosa volete proporci? Ma allora, nella vastità del nostro repertorio, io direi che potremmo omaggiarvi di un pezzo non dell'ultimo album, ma del penultimo album, che si intitola La Rotta, e basta, passerei all'azione. Ci sta, già che abbiamo parlato insomma della storia, anche un po' dei Quarto Profilo, facciamo un passetto indietro. Una coerenza di viaggio, siamo passati dal Buen Camino alla Rotta, quindi andiamo a cercare la nostra direzione. Siamo sempre in viaggio, comunque sono sempre canzoni che parlano di viaggio. Certo. Io non ero mai riuscito a salire fino a qui e vedere questo mare che confonde l'orizzonte
e davanti a questo immenso riesco solo a respirare, a raccogliere i miei sogni che mi sembrano lontani. Tu che sai navigare, hai occhi buoni di un padre, in questo mare in tempesta, la rotta fammi trovare. Tu che sai camminare in mezzo a queste pianure, se c'è un sentiero migliore, grida ancora il mio nome. E ho passato tempi buoni, che non ero mica stanco di tenere fuori il mondo e di restarmene in silenzio. Ma io non posso più aspettare, è il momento di partire, perché ho masticato sabbia e non voglio soffocare. Tu che sai navigare, hai occhi buoni di un padre, in questo mare in tempesta, la rotta fammi trovare. Tu che sai camminare in mezzo a queste pianure, se c'è un sentiero migliore, grida ancora il mio nome. Seguiamo lo stesso canto che segnerà il nostro tempo. Non mi cercare distante, io sono qui in attesa se mi vuoi e se mi chiamerai. Tu che sai navigare, hai occhi buoni di un padre, in questo mare in tempesta, la rotta fammi trovare. Tu che sai camminare in mezzo a queste pianure, se c'è un sentiero migliore, grida ancora